perché sei qui e guardi verso me, perché io sono il sole per te e il sole è tutto per te. Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ma come faccio a dirti che ormai il sole si spegne con noi? Buongiorno a tutti, sono Nicola della Proloco Comunità di Bueris. Siamo qua alla 15ª edizione di Salda al Crot, la nostra tradizionale marcia. I percorsi sono 6, 12 e 18 km, una splendida cornice, uno splendido sole, una buona passeggiata. Ci rivediamo sul percorso. Allora, qualche curiosità su Bueris, un paesino sotto il comune di Magnano Riviera, abbiamo 600 persone, principalmente l'attività principale è il porfido, siamo rinomati per la posa del porfido, un territorio per la maggior parte pianeggiante, collinare, qua c'era tutto il territorio era paludoso, sono state bonificate e abbiamo ricavato un bel paesino da visitare. Le cose che volevo per te e dirti no potrò. Lo so perché sei qui e guardi verso me, perché io sono il sole per te e il sole è tutto per te. Eccoci qua in uno dei tanti ristori con un partecipante a questa marcia. Com'è andata? Com'è il percorso? Molto bello, perché io l'ho fatta tanti anni, no? Questa marcia. Comunque oggi avete girato la partenza senza entrare in paese subito, quindi è un bosco stupendo. Sì, abbiamo cambiato. Molto bello. E anche il resto del percorso c'è qualche pezzetto in strada, ma è giusto che sia, perché se no non si arriva. E comunque complimenti anche per come è preparato, tagliato l'erba, Grazie. segnato, i segnali sono benissimo, quindi veramente complimenti, buon lavoro e speriamo di rivederci ancora per anni. Certo, qua. anche per i prossimi anni. Grazie mille, grazie. Il sole che aspettavi non arriverà, nell'ultima speranza ormai si spegne insieme a noi, si spegne.
Eccoci qua con altri concorrenti di questa stupenda marcia. Chiediamo com'è andata il percorso? Benissimo, sì, è ombreggiato, bello, abbastanza. Sì, posti di ristoro, tutto È bene? il primo. È il primo? Ah, avete fatto la marcia con la corda? Per me è il secondo, Per lei è il grazie. secondo? Anzi, il terzo. Lei ha fatto quanti Io chilometri? faccio 18. Sono impegnativi con questo caldo? Ma no, io sono abituata. Ah, anche ok. noi. Sì, io sono del gruppo FVG, Ecco. del Nordic Walking. Ok. E noi siamo del gruppo le due. Per conto nostro. Per conto nostro, noi facciamo Silvia marcia e Luisa e company. e company. Grazie e speriamo di rivedervi anche il prossimo anno. Sicuro? Buongiorno. Vede tanta luce e tanto amore. Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che fa e ritorna il sereno. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare, non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicina. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu e la pioggia che va e ritorna il sereno. Qui siamo sul ristoro dei 18, chiediamo a qualche concorrente com'era il percorso. Ma bello, molto bello, tra vigne e anche delle ville molto molto suggestive, veramente. Ho studiato bene e segnato benissimo. Grazie, grazie, siamo contenti. Chiediamo a un'altra persona. Tutto a posto? Bello, un bel percorso anche all'ombra, in parte all'ombra, non tutto, in parte, e belle anche le salite fino adesso. Ok. Non importa se qualcuno sul cammino della vita sarà preda dei fantasmi del passato. Il denaro ed il potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo han funzionato. Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro e di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno e la pioggia che va e ritorna il sereno. Non importa se qualcuno sul cammino della vita sarà preda dei fantasmi del passato. Il denaro ed il potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo han funzionato. Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro e di blu. Carissimi, siete tutti invitati alla nostra 22esima edizione della Marcia Lunga dei Fiori che si terrà a Montegnaco, in comune di Cassacco, il 12 luglio. Con una piccola sorpresa abbiamo modificato il percorso medio e lungo, quindi lascio a voi l'emozione di scoprire questo nuovo percorso e scoprire meglio il nostro territorio. Vi aspetto tutti, a presto!